Avvocato, una sua battuta su questa che è crisi di governo. Secondo lei si va alle elezioni, ha fatto bene Renzi, Conte sopravviverà grazie all'aiuto di tanti che lo salveranno? Che si vada alle elezioni non lo credo affatto. Che si debba formare un nuovo governo in cui il capo del governo non sia Conte mi sembra la cosa più probabile. Ed è necessario che si faccia per un semplice motivo, perché non si può improvvisare una maggioranza che non c'è, che non esiste. C'è da fare scelte decisive per le prospettive future dell'Italia e per salvare l'Italia da questo disastro economico e da questo fallimento totale. E allora non può essere evidentemente né Conte né qualcuno che raccolga persone che hanno volontà di crearsi un futuro o comunque di improvvisare una maggioranza. Qui bisogna passare attraverso la collaborazione di tutte le forze. Ci vuole la nomina di un presidente che raccolga il consenso delle Camere e del Senato e quindi ci vuole una unità nazionale che si deve da un momento di eccezione a un momento di particolare disagio per il Paese. Questo è il momento da considerare attentamente. Deve essere una persona che non può essere né legata a un partito né legata. La persona più adatta mi sembrerebbe l'ex presidente della Corte Costituzionale che è apprezzata ed è una donna e potremmo avere finalmente anche noi una donna a capo del governo. Abbiamo necessità di avere persone che possono intervenire in una situazione di assoluta emergenza del Paese e lasciamole al loro posto. Debbono intervenire se effettivamente è necessario e se può essere utile e in questo momento non è utile. È utile invece ritrovare una unità, un accordo su come investire queste somme che sono un prestito, la gran parte sono un prestito e quindi è un azzardo per l'avvenire e nell'azzardo per l'avvenire ci vuole responsabilità e Renzi ha fatto bene perché Renzi si rende conto che questo governo non era in grado evidentemente di affrontare il futuro del Paese. Con una maggioranza in cui c'è la forza predominante, preponderante dei 5 Stelle ancora, che sono assolutamente contrari a ogni innovazione, a ogni cambiamento, perché ancora contrastano le opere edilizie da fare, le infrastrutture da fare, non sono forze di innovazione, sono forze di conservazione e diciamo anche in termini spregiativi cavernicole per certi aspetti. Ma questo tentativo di Conte di andare alla Camera e Senato e chiedere la fiducia cercando magari di raccattare qualche decina di senatori è rivoltante, ci dice a che punto si è ridotta l'Italia, perché questo è il trasformismo della peggiore specie, perché con queste scelte praticamente non bisognerebbe più chiamarlo Senato della Repubblica, ma Wall Street, perché c'è contrattazione, c'è vendita sotto banco di persone e di consensi, una cosa che è intollerabile. Sono convinto che la serietà, la responsabilità del Presidente della Repubblica, che per fortuna c'è Mattarella, non consentirà questo scempio e non consentirà di fare scelte sbagliate. Sarebbe giusto magari andare alle elezioni? Sarebbe giusto andare alle elezioni, ma in questo momento è preferibile che non si vada alle elezioni. È preferibile che questo Parlamento, che purtroppo è stato quasi dimezzato, compia un'ultima opera, così com'è, perché quello che verrà con queste condizioni e con questa legge elettorale sarà
peggiore, meno affidabile sarà, perché se è difficile controllare un Parlamento con 1000 deputati, va bene? Immaginiamoci quanto sarà più facile invece controllare un Parlamento con un numero di deputati ridotti. Non bisogna tagliare il costo della politica riducendo i deputati, i rappresentanti del popolo, bisogna puntare a qualificare i rappresentanti del popolo, bisogna cercare una selezione, il merito, la capacità e soprattutto le condizioni di responsabilità verso l'avvenire del Paese.